E mentre studenti e cittadini celebrano i funerali simbolici del Cupa di Agrigento, la classe politica locale prende posizione e avanza anche qualche proposta per sottrarre la struttura a quello che sembra un destino segnato. Se da un lato il coordinatore del Patto dei Democratici, William Giacalone, propone di aiutare i giovani agrigentini attraverso una sottoscrizione pubblica con contributo, dall'altro Giuseppe Ciulla del Movimento Fratelli d'Italia riconosce che la chiusura del Cupa non sia minimamente pensabile, perché vorrebbe dire perdere in un solo colpo anni di lotte e conquiste che nei fatti hanno contribuito alla crescita socioculturale della provincia. E sulla vicenda interviene anche Francesco Piccarella di Federalberghi, per il quale la paventata chiusura del Cupa arrecherebbe un grosso danno economico alla provincia. Avere un polo funzionante come il consorzio universitario deve essere motivo di vanto e orgoglio per la città e i cittadini, oltre che per la classe politica locale. Il Cupa, dichiara Piccarella, ha fatto registrare importanti numeri alla già difficile economia locale, valorizzando il tessuto turistico e favorendo la circolazione di flussi finanziari legati agli affitti degli immobili. E a difesa del Cupa scendono in campo anche i sindacati CGIL, CISL e UIL, per i quali l'Università d'Agrigento non si tocca. I segretari generali provinciali Massimo Raso, Maurizio Saia e Aldo Broccio parlano del Cupa di Agrigento come leva di un possibile sviluppo. Ecco perché, aggiungono, metterne in dubbio l'esistenza è semplicemente delittuoso. Occorre fare seriamente i conti, dichiarano, con i vincoli di bilancio della Regione circa la necessità di reperire con urgenza 750.000 euro per l'anno 2015. La Regione si è impegnata a trovarli e a trasferirli alla provincia, ma tutto deve avvenire senza danni a carico di quest'ultima, poiché non avrebbe senso salvare il Cupa e creare dissesto all'ex provincia. Quello che serve, dunque, concludono i tre sindacalisti, è un Cupa più legato al territorio, governato in modo serio e trasparente.